Buonasera a tutti, benvenuti. Sono contento che ci ritroviamo qui insieme con il desiderio di continuare la nostra riflessione sul tema della pace, osare la pace in un tempo di guerra, quale vie di speranza. E il desiderio è quello con il professor Adriano Roccucci, interrogarci se davvero è soltanto attraverso la forza bruta della guerra oppure se ci sono altre strade, magari deboli, come quelle del dialogo, dell'incontro, della diplomazia, che oggi sono viste come così deboli che sembrano perdite di tempo, per cui occorre subito correre a farsi le guerre. E invece siamo qui a perdere del tempo a riflettere, a pensare, ad ascoltare, a non rassegnarci di fronte a tutte le violenze che ci sono. E grazie professor Adriano Roccucci, adesso lo presenterà per bene Don Sergio, e grazie a tutti voi che siete arrivati anche questa sera. Buonasera a tutte e a tutti. Iniziamo con un bel applauso di augurio al Vescovo Enrico per i suoi 3 anni di ordinazione episcopale. Tanti auguri. E ringraziamo il Signore che ce lo ha donato nella nostra diocesi di Trieste. Iniziamo come sempre entrando in una disposizione di ascolto di ciò che ci verrà proposto, aiutati dalla musica all'organo, il maestro Riccardo Cossi, che eseguirà il preludio al corale Liebster Jesu, wir sind hier di Johann Sebastian Bach. Amatissimo Gesù, siamo qui per ascoltare te e la tua parola. Guida i nostri pensieri e desideri verso i dolci insegnamenti celesti, affinché i cuori distaccati dalla terra siano completamente attratti da te.
Salutiamo anche i teleascoltatori che ci seguono da casa su Tele4. Beati i costruttori di pace. Il Vangelo ci invita ad essere operatori di pace, artigiani di relazioni belle e sane per camminare nella piena felicità. Non spettatori ma protagonisti che intercedono, diceva il cardinale Carlo Maria Martini, stando nel mezzo delle situazioni difficili, pronti a costruire ponti, avviare processi e stili di vita radicati nella giustizia. Artigiani di pace, mettendoci mani, mente, cuore, faccia in prima persona. Persone dal cuore pacificato che sappiano trarre le energie per operare per la pace nella storia e nel tempo che stiamo vivendo, a tutti i livelli. È una responsabilità che interpella in modo forte i credenti chiamati a ricercare e a edificare il regno di Dio, cioè relazioni di giustizia, di amore e di pace, e ad operare per essa con coraggio e creatività. È in questo che questa sera ci aiuterà il professor Adriano Roccucci, che ringraziamo di essere venuto qui da noi, da Roma, dove è nato, professore ordinario di storia contemporanea presso il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell'Università degli Studi Roma 3, dopo aver condotto ricerche sulla crisi dello Stato liberale in Italia, dall'età giolittiana all'avvento del fascismo, ha rivolto i suoi interessi di studioso alla storia russa del XX secolo, sulle basi di indagini costanti negli anni in archivi russi del periodo sovietico. In particolare si è dedicato allo studio della Chiesa ortodossa russa nel Novecento e dei suoi rapporti con il potere sovietico, delle relazioni fra la Mosca sovietica e la Santa Sede, della dimensione imperiale nella Russia contemporanea, della politica estera sovietica, il nesso fra nazione e religione nella storia russa e nell'Europa centro-orientale, la storia della cultura politica russa, il rapporto fra potere, religione e sacro nella storia russa. Un ulteriore suo filone di studi ha riguardato le persecuzioni religiose nella storia europea del Novecento. È stato perito storico della Commissione Vaticana per i Nuovi Martiri, istituita da Giovanni Paolo II in occasione del Giubileo dell'anno 2000, per approfondire la conoscenza storica delle vicende che portarono al martirio di una vastissima schiera di cristiani nel XX secolo. Il professor Adriano Roccucci è responsabile per l'Italia della comunità di Sant'Egidio e gli amici della comunità di Sant'Egidio qui presenti, che salutiamo, e coordinatore degli aiuti umanitari per l'Ucraina. Ecco, anche alla luce della sua esperienza di questa mediazione concreta in Ucraina, questa sera ascoltiamo con interesse, con gioia e con onore le sue parole. Grazie, professor Roccucci. Grazie molte per queste parole generose e calorose. E io devo ringraziare innanzitutto Sua Eccellenza per l'invito a venire qui e mi unisco alla gioia comune per festeggiare l'anniversario della sua ordinazione, ma ringrazio anche Don Sergio e il professor Grandi, l'amico Giovanni, che hanno contribuito a questo invito che mi ha fatto molto piacere, oltre a onorarmi, piacere anche di venire a Trieste, di poter parlare in questa bellissima cattedrale di San Giusto, a Trieste che è una città che amo molto, per tanti motivi, ma anche perché guarda verso Oriente, verso Est, che è la regione, come dire, per tanti motivi di adozione dei miei studi, ma non solamente. E permettetemi, non posso, oltre a salutare voi tutti e a ringraziarvi di essere qui, unirmi ai saluti agli amici della comunità di Sant'Egidio di Trieste, a cui mi lega un'amicizia molto, molto bella. La mia riflessione sarà intrecciata con la mia esperienza in Ucraina in questi ormai più di 4 anni
dall'inizio della guerra su larga scala, come viene detto in Ucraina dopo l'aggressione russa, e dire la guerra su larga scala ci fa ricordare che la guerra in Ucraina in realtà è iniziata 8 anni prima, quindi nel 14. Il 24 febbraio 2022, nelle prime ore del mattino, Kiev si risveglia sotto i bombardamenti dell'esercito russo, che occupa ampie aree del paese a nord, a est e a sud. La guerra aveva toccato l'Ucraina dal 2014 nelle 2 regioni del Donbass, le oblast di Luhansk e Donetsk. Era lontana, ma si avvertiva: i civili morti nel Donbass, i corpi dei soldati uccisi che tornavano dalle zone del fronte, ma anche l'impoverimento della società. L'Ucraina era diventata, per gli indicatori economici, dopo il 2014 il paese più povero d'Europa. E poi la diffusione della violenza nella società. La guerra non si vedeva, ma si percepiva nelle fibre della società. Dopo il 24 febbraio 2022 la realtà della guerra diviene più drammatica, più evidente, più vicina, più totalizzante. Allo stesso modo una guerra ai margini dell'Europa, sovente dimenticata come era dopo il 2014, diviene un fenomeno centrale, decisivo, cruciale per l'intera Europa e per il mondo. Vorrei partire da qui, dalla realtà della guerra. Non una guerra oggetto di ragionamenti geopolitici, anche se questi ragionamenti debbono essere fatti, né tantomeno una guerra come materiale per accendere passione nei social, quasi una vicenda da seguire con l'istinto del tifoso, ora dell'una, ora dell'altra parte, come se gli atti bellici fossero partite di un campionato. Occorre guardare la guerra negli occhi, cioè occorre guardare la guerra negli occhi di chi la vive, di chi la subisce. C'è un punto di vista che vorrei far mio, senza con questo sminuire l'importanza degli altri sguardi, il punto di vista degli inermi. Sono infatti gli inermi, vittime della violenza bellica, a svelare la verità della guerra nella sua implacabile spinta alla brutalizzazione e alla disumanizzazione, alla militarizzazione delle coscienze e del pensiero. Occorre partire dagli inermi, vittime della guerra. È un metodo fondamentale che è stato con chiarezza indicato da Papa Francesco nella sua enciclica Fratelli Tutti. Permettete di citare un passaggio. Ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo ha trovato. La guerra è un fallimento della politica e dell'umanità, una resa vergognosa, una sconfitta di fronte alle forze del male. Non fermiamoci su discussioni teoriche, prendiamo contatto con le ferite, tocchiamo la carne di chi subisce i danni, rivolgiamo lo sguardo a tanti civili massacrati come danni collaterali. Domandiamo alle vittime, prestiamo attenzione ai profughi, alle donne che hanno perso i figli, ai bambini mutilati o privati della loro infanzia. Guardiamo la realtà coi loro occhi e ascoltiamo i loro racconti col cuore aperto. Così potremo riconoscere l'abisso del male nel cuore della guerra e non ci turberà il fatto che ci trattino come ingenui perché abbiamo scelto la pace. E questo io credo sia proprio un metodo suggerito da Francesco. Ho avuto l'occasione di visitare l'Ucraina numerose volte dopo l'invasione russa, ma un'Ucraina che frequento con costanza e assiduità dal 1990. Ho avuto il privilegio di partecipare all'impegno umanitario promosso dalla comunità di Sant'Egidio e realizzato dai membri ucraini di Sant'Egidio. Ho ascoltato tanti racconti di donne sfollate dall'est e dal sud del paese, racconti di assedi e di violenze, di distruzioni e di case distrutte, di fughe tra la vita e la morte, di vite azzerate. I racconti di anziani che hanno perso tutto, o di giovani e giovanissimi che hanno visto infranti i loro sogni. Sono stato testimone dell'angoscia di chi trascorre le notti sotto i bombardamenti dopo aver sentito le sirene antiaereo e essere scesi nei rifugi. Ho visto i volti induriti di giovani vedove di guerra e ho ascoltato le loro parole piene di dolore.
Ho provato a far sorridere bambini che il sorriso avevano perso per il trauma della guerra, vissuta nelle città di origine e poi della fuga. Ho visto giovani e anche meno giovani mutilati. Avevo letto tanto sui mutilati nei miei studi durante la Prima Guerra Mondiale e poi nei primi anni in cui iniziai a frequentare il mondo ex sovietico si incontrarono ogni tanto dei mutilati della guerra in Afghanistan, ma non mi ero mai imbattuto in un fenomeno così massiccio, visibile. Si calcola che oggi siano circa 100.000 in tutta l'Ucraina i mutilati. Ho assistito nelle stazioni al saluto di familiari che accompagnavano un soldato richiamato o volontario in partenza per il fronte. Ho visto le distruzioni di case, di edifici nel cuore delle città. Ho visitato i cimiteri con centinaia di tombe di soldati, di vite spezzate dalla guerra. Ho visitato a Kiev, in questo ultimo inverno terribile, anziani rimasti prigionieri per settimane nei loro appartamenti, ai piani alti di edifici, anche a 20 piani, senza elettricità e quindi anche senza ascensore, senza riscaldamento, con temperature interne tra 5 e 10 gradi, mentre all'esterno i testimoni scendevano a -20. Non è indulgere su note lacrimevoli, ma è uno sguardo realista sulla guerra, perché la guerra è questo e anche molto altro. È una macchina che tritura la vita individuale e sociale nella sua totalità. Scusatemi per questo insistere sull'io, ma è un io che non vuole assolutamente esaltare la propria esperienza, quanto intende riferire dello sguardo di chi è passato in mezzo alla guerra, certo da fortunato, garantito come sono stato io, ma così ha potuto vedere negli occhi di inermi e ascoltare le loro voci. A me sembra che questa sia una realtà della guerra che sovente si rischia di dimenticare, la realtà del vissuto umano nella guerra. Ma qual è il costo di questa guerra? Non ci sono dati precisi sul numero delle vittime. Secondo le Nazioni Unite, i morti verificati tra i civili sono più di 15.000, di cui 766 minori, mentre i feriti superano i 41.000. L'entità complessiva effettiva delle vittime civili, tuttavia, secondo le stesse Nazioni Unite, è probabilmente molto più elevata, perché non si sono potute verificare molte segnalazioni, soprattutto dei primi mesi della guerra. Nessun dato ufficiale è stato reso noto riguardo alle vittime tra i militari. Le stime più accreditate indicano circa 300.000 soldati russi morti e 140.000-150.000 ucraini. Ben più alto il numero complessivo dei feriti dalle due parti, superiore al 1.000.000. La popolazione ucraina nel territorio ha conosciuto una drammatica diminuzione, dai 41,5 milioni del 2021, ma di questi tra i 3 e i 4 milioni risiedevano all'estero, in paesi europei e in Russia, si è passati ai 29 milioni che oggi si stima siano rimasti nel territorio ucraino sotto il controllo di Kiev. Infatti quasi 6 milioni, secondo l'UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, quasi 6 milioni sono i profughi ucraini fuori dal paese, dei quali 5 milioni nei paesi dell'Unione Europea. A questi vanno aggiunti i circa 3 milioni e mezzo che si stimano nelle regioni sotto controllo russo. L'impoverimento della popolazione ucraina con il proseguimento della guerra diviene sempre più acuto. Secondo le Nazioni Unite sono 10,8 milioni, cioè 1 su 3, le persone che in Ucraina avranno bisogno di aiuto umanitario nel corso del 2026. Tanti sono i vulnerabili, anziani, malati, persone con disabilità, famiglie numerose, che sono impoveriti dalla guerra. A tutti costoro si aggiungono con le loro sofferenze i familiari delle vittime, i prigionieri, i feriti e i mutilati, i veterani, le vittime di bombardamenti, gli affetti da disagio mentale, sia tra i civili che tra i militari. Oltre alle persone che vivono nelle aree vicine alla linea del fronte,
Gli sfollati interni sono la componente della popolazione ucraina che maggiormente subisce il peso della guerra. Sono 3,7 milioni quelli stimati dalla Organizzazione Internazionale dell'Emigrazione, dei quali il 30% sono anziani e il 24% minori, quindi un popolo anche qui di vulnerabili. Allora, pensando a tutto questo, capiamo che la guerra non è diletto per pungenti discussioni da remoto sui social o nei talk show, bensì è vissuto drammatico di persone, di inermi, spesso disprezzati e tuttavia prime vittime della violenza bellica. In tale contesto di guerra, l'impegno umanitario non è un'opzione filantropica, è una necessità ineludibile, una necessità umana e sociale e direi anche politica. L'impegno umanitario, infatti, è fondamentale per salvare le vite di tantissimi vulnerabili a rischio, ma è anche lotta per salvaguardare l'humanum, messo in discussione dalla guerra, la guerra che disumanizza tutti, anche chi la combatte per giusti motivi. Simone Weil osservava, a partire dalla guerra di Spagna, come ogni conflitto disumanizzi chi lo combatte. La cito: si parte come volontari, con idee di sacrificio, e si va a finire in una guerra che somiglia a una guerra di mercenari, con molta più crudeltà. Fin qui Simone Weil. La guerra trasforma inevitabilmente l'umanità di chi la combatte. Allo stesso tempo, l'impegno umanitario è un investimento prezioso per preparare la ricostruzione sociale, umana, economica, materiale dei paesi in guerra. In questo senso, l'impegno umanitario nella guerra è un investimento nella pace, è una pratica di pacificazione, è una ribellione alla guerra e alla sua logica ferrea. La solidarietà umanitaria è un inizio di guarigione dalle ferite della guerra, aiuta a realizzare spazi di pace, a liberare dalla violenza, dall'odio, dalle disumanità. È sempre Simone Weil ad averlo capito nel cuore della Seconda Guerra Mondiale, e la cito una seconda volta: il semplice persistere di un compito umanitario nel centro stesso della battaglia, nel punto culminante della ferocia, sarebbe una sfida clamorosa alla ferocia che il nemico ha scelto e che ci impone a nostra volta. E fin qui Simone Weil. Nell'impegno umanitario che ho seguito in questi anni, cioè spazi di accoglienza per sfollati a Kiev, a Leopoli, Ivano-Frankivsk, o la vicinanza quotidiana a chi a Nikopol, nella regione di Dnipropetrovsk, sulle sponde del Dnipro, là dove dall'altra sponda ci sono le truppe della Federazione Russa, o nella regione di Sumi, la vicinanza quotidiana a chi a Nikopol, nella regione di Sumi, vive quotidianamente sotto il fuoco dell'artiglieria o l'azione dei droni, e spesso si tratta di persone anziane. Ho capito che questo impegno umanitario non solo è un aiuto materiale fondamentale per le difficoltà e l'impoverimento di queste persone, ma è anche un sostegno umano che si rivela sovente decisivo nel riacquistare speranza per il futuro e non essere schiacciati dalla cappa opprimente della guerra. È un impegno umanitario, quello di Sant'Egidio in Ucraina, realizzato da ucraini, con il sostegno di programmi e aiuti che arrivano dall'Europa, ma da ucraini che si spendono per altri ucraini. Credo che questo è un aspetto importante della resilienza alla guerra, ma potremmo dire anche della resistenza ucraina alla guerra, non meno importante di altri aspetti, perché è non cedere alla logica della guerra, all'uso della violenza che appare come ineluttabile. Sperimentare una solidarietà concreta è un modo per aprire percorsi dentro la società che preparano il terreno alla pacificazione e iniziano a bonificare segmenti del terreno sociale che dalla guerra, dalle sue logiche, dalla sua cultura viene contaminato.
Un fenomeno significativo che accompagna questo impegno è la partecipazione di centinaia di sfollati dalle regioni di guerra al programma umanitario come volontari. Entrare in un circuito di solidarietà umanitaria permette di compiere un percorso che può liberare dalla spirale dell'odio. L'odio è una questione molto importante, cruciale, per parlare della guerra e della pace. L'abito dell'odio, per usare una categoria che è stata introdotta da uno storico della Prima Guerra Mondiale, Paul Fussell, è pervasivo in tempo di guerra. È un abito mentale dicotomizzante prodotto dalla guerra. Cito Fussell: noi siamo tutti da questa parte, il nemico sta dall'altra. Noi siamo individui con nome e identità personale. Esso, cioè il nemico, è soltanto un'entità collettiva. Il nemico non è buono come lo siamo noi, ci minaccia e deve essere distrutto. Fin qui Fussell sulla Prima Guerra Mondiale. Ma la pervasività dell'abito dell'odio è un tratto della guerra moderna che permane e che è alimentato dalla propaganda nel tempo dei social e acquisisce maggiore capacità di penetrare nelle fibre delle società in guerra. L'isteria di guerra, ha scritto il pensatore francese Edgar Morin, si manifesta soprattutto nello scatenarsi dell'odio, che trasforma il nemico in criminale e invoca la responsabilità collettiva, cioè la criminalità collettiva. Ha scritto in questo senso un'altra grande testimone del Novecento dei totalitarismi e delle guerre, Etty Hillesum, nel suo diario durante la Seconda Guerra Mondiale. È un problema attuale, il grande odio per i tedeschi che ci avvelena l'animo. Quell'odio indifferenziato è la cosa peggiore che ci sia, è una malattia dell'anima. Convinciamoci che ogni atomo di odio che aggiungiamo al mondo lo rende ancora più inospitale. La solidarietà umanitaria apre un'altra visione, favorisce un cambio d'abito. Quando i nostri soldati hanno un successo militare sono contenta, ma poi penso ai russi uccisi. Sono ragazzi come i nostri, poveri ragazzi. Sono tentata a odiare, avrei anche le mie ragioni per farlo, ma capisco che se cedo do ragione alla guerra. Queste sono parole ascoltate da una delle volontarie ucraine, sfollata, con la sua casa distrutta. Mi sono venute alla mente quelle scritte da Erich Maria Remarque, in Niente di nuovo sul fronte occidentale, libro bruciato dai nazisti nel 1933. Parla di un soldato 19enne che scopre l'umanità del nemico. Lo cito: «Compagno, io non ti volevo uccidere. Perché non ci hanno mai detto che voi siete poveri cani al par di noi, che le vostre mamme sono in angoscia per voi come le nostre per noi e che abbiamo lo stesso terrore, la stessa morte e lo stesso patire? Perdonami, compagno, come potevi tu essere mio nemico? Se gettiamo via queste armi e questi uniformi, potresti essere mio fratello». È una consapevolezza non così frequente in Ucraina oggi, come in parte è comprensibile, ma che si ritrova e ho ritrovato tra molti di coloro che sono coinvolti nell'azione umanitaria di Sant'Egidio. Vi riporto un'altra voce dall'Ucraina, una donna sfollata dal Donbass, partecipe delle iniziative di solidarietà. L'odio e la voglia di vendetta si prende a poco la parte migliore di noi, tutto quello che siamo. Sembra che sia l'unico modo che ti fa sentire ancora viva. È come un tarlo. Da fuori sembri la stessa persona, ma sei succhiata dentro. Durante i bombardamenti, come fa a non salirti la rabbia? Non verso qualcuno che vedi, ma verso tutti, proprio perché non li conosci e non li vedi. Ma l'odio che sale è come un bombardamento che continua, anche quando l'allarme è finito. E il danno collaterale sempre ti sgretola le cose migliori. Per questo provo a pensare che nessuno è mio nemico, che il mio nemico è l'odio. Si può odiare l'odio? Si deve odiare l'odio, fare guerra all'odio dentro di noi,
perché l'odio sfigura le persone al punto di voler uccidere un altro che nemmeno conosci. Il mio nemico non sono le persone, è la guerra. Il perdono è un'arte difficile, è difficile darlo, ma si può cominciare a chiedere perdono per come siamo, per il fatto di essere vivi, mentre gli altri muoiono, e non abbiamo un merito per questo, ma solo un debito. E poi perdono perché aiutiamo ancora troppo poco gli altri. Alla fine il perdono arriverà dopo la guerra come una benedizione di Dio. Fin qui questa donna. Sono cambiamenti questi di modi di vedere che operano nel profondo della società e che producono energie di pacificazione. Liberare la società o comunque soggetti sociali dalla contrapposizione dicotomica della logica del nemico è un investimento importante anche per il domani dopo la guerra, quando la società ucraina sarà solcata da numerose linee di divisione che potranno facilmente approfondirsi tra chi ha combattuto e chi no, tra chi è fuggito fuori del paese e chi è rimasto, tra chi avrebbe voluto continuare a combattere e chi invece ha tradito, tra chi parla ucraino e chi parla russo, e si potrebbe continuare nelle tante linee di frattura. Siamo in un tempo di guerra. Per le generazioni di europei nati dopo la Seconda Guerra Mondiale, credo che il tempo che stiamo vivendo sia quello più difficile e inquietante mai affrontato, segnato in profondità dalla guerra in Europa, da quella in Medio Oriente, ora con l'attacco americano e israeliano all'Iran, per non citare le tante guerre nel mondo. Un tempo che desta inquietudine per il pericolo reale di uno scivolamento in una guerra grande, cioè in una situazione in cui si saldano tra loro i pezzi della terza guerra mondiale a pezzi, di cui parlava Papa Francesco. È tornata la guerra, hanno detto e scritto non pochi, in alcuni casi con malcelata e insensata soddisfazione. L'opinione che il ritorno prepotente della guerra in Europa, ma già negli anni 90 un conflitto aveva travolto i Balcani, e lo sapete bene voi qui a Trieste, l'opinione che appunto che il ritorno prepotente della guerra in Europa abbia finalmente costretto ad aprire gli occhi su una realtà inesorabile della storia si accompagna sovente alla denuncia di una presunta illusione pacifista, fondata su una falsa percezione del mondo da cui sarebbe stata espunta la guerra. Si afferma una logica, mi chiedo se razionale, bellica, ma forse è meglio dire bellicista, che si picca di realismo, ma che sovente è prigioniera di una gabbia di schematismi conseguenziali e deterministi che si sovrappongono alla realtà con previsioni regolarmente smentite dall'andamento spesso, se non sempre, imprevedibile della guerra. Si dice sia realismo, più spesso quello di chi sostiene le ragioni della guerra, più spesso direi che è ideologia di chi la realtà della guerra non la conosce, o tutt'al più la prende in considerazione a distanza, online. Dulce bellum in expertis, scriveva Erasmo da Rotterdam, ma riprendeva Giovanni Crisostomo, che faceva eco a un aforismo che proveniva dalla cultura classica, le cui prime tracce si ritrovano in Pindaro. La guerra è dolce per coloro che non la conoscono. In realtà è proprio il realismo di una conoscenza profonda dei conflitti, delle loro conseguenze, della condizione della gente a guidare l'azione umanitaria e la ricerca della pace. Non è ingenuità la ricerca della pace, è realismo. La tensione all'estremo della violenza della guerra è una necessità concettuale, scriveva Karl von Clausewitz, ma non è una inesorabilità della storia, che è fatta dalle donne e dagli uomini, i quali con le loro scelte e le loro azioni possono modificare quelle che appaiono come dinamiche irrefrenabili. Nella guerra c'è spazio per l'iniziativa della società civile, è lo spazio per l'impegno umanitario, primo passo per la costruzione della pace, ma anche per una mobilitazione della coscienza a favore della pace, in grado di influire sulla realtà. Il nostro, infatti, è un tempo in cui assistiamo alla riabilitazione della guerra,
che alcuni considerano uno strumento legittimo e necessario per la risoluzione dei conflitti o per difendere i propri interessi. Altri la ritengono un fenomeno ineludibile legato alla natura dell'uomo. Altri la giudicano una realtà inesorabile della storia che può perfino provocare conseguenze positive. La guerra entra così nei modi di pensare, nei gusti, nelle mode, nell'abbigliamento, nel linguaggio, nella riabilitazione del fare la guerra come atto nobile, nella riproposizione dell'idea dell'eroe guerriero, e su tutte cose a cui in questi anni abbiamo assistito. La guerra, con le sue logiche e la sua cultura pervasiva, è una grande e terribile semplificatrice. Il pensiero binario si afferma come dominante e tende a eliminare dallo scenario mentale la complessità, considerata un fastidioso impedimento, in un tempo che sembra esigere, quello della guerra, pensieri semplificati, polarizzati, lineari, rapidi ma corti, conseguenziali, volti alla comunicazione prima che alla riflessione. Avviene una vera e propria militarizzazione del pensiero. Tutto è bianco o nero, buono o cattivo, amico o nemico. La semplificazione propizia lo scontro e rende faticosi la diplomazia, il dialogo, l'incontro. Costruire la pace, invece, ha bisogno di comprendere e spiegare la complessità. È un passaggio ineludibile. Questo tempo di guerra, quindi, è una grande sfida etica, civile, politica, culturale, spirituale. La posta in gioco è molto alta, riguarda il futuro prossimo della nostra Europa e del mondo. Vogliamo un mondo militarizzato o un mondo pacifico? Quale mondo vogliamo per le generazioni che vengono? Non si può maturare indifferenza, abituarsi alla guerra, ritenerla inevitabile. Occorre coltivare un'inquietudine feconda di pensieri, di idee, di visione, una tensione spirituale di ribellione alla guerra. E la preghiera per la pace, e pregare per la pace, è un'espressione di rivolta di fronte alla guerra. È il primo passo per immaginare un'alternativa. Giorgio La Pira, con il suo profetismo visionario, il sindaco santo di Firenze, ma anche agganciato alla storia, parlava di una forza storica della preghiera che tante volte gli stessi credenti sottovalutano. È forza storica per tanti motivi, ma anche perché mobilita energie spirituali che operano nella concretezza dei processi storici e diventano forze di cambiamento, operano nei contesti di guerra e diventano attori di pacificazione. Vado verso la conclusione. Osare la pace, allora, è iniziare a costruire la pace. Costruire la pace non è la ricerca della formula perfetta, quasi magica, che non esiste. Quante volte abbiamo ascoltato la formula di pace? Qual è la formula di pace? Costruire la pace è un lavoro faticoso, è un processo, spesso lungo e complesso, fatto di tentativi, di canali di comunicazione da aprire e tenere aperti, di relazioni di fiducia da stabilire e consolidare, di dialogo da portare avanti con audacia, costanza e intelligenza. Le trattative partono sempre deboli mentre si combatte. La guerra è un terreno accidentato su cui procedere, pieno di insidie e di ostacoli. È un contesto in cui nessuno si fida di nessuno, ma è proprio mentre si fa la guerra che si deve negoziare, che si devono costruire ambiti se non di fiducia, almeno di disponibilità all'ascolto. La negazione della diplomazia, del dialogo, del negoziato come terreno privilegiato di risoluzione della guerra è una delle evidenze di questa fase della storia che risalta particolarmente nel caso ucraino. E qui devo dire con tristezza, non si può non notare l'assenza dell'Europa e dei paesi europei che non hanno investito nella diplomazia. Occorre investire nel dialogo, nel negoziato, nella diplomazia, nella politica,
perché la guerra non sia la dominatrice del mondo contemporaneo, per evitare lo scenario non irrealistico di una grande guerra che con tutta probabilità può assumere le vesti di una guerra nucleare, il grande pericolo che a volte appare come secondarizzato, se non dimenticato. Giovanni XXIII, nell'appello lanciato nel bel mezzo della crisi dei missili di Cuba, la crisi forse più pericolosa di tutta la guerra fredda, il 25 ottobre 1962, dopo essersi assicurato in via riservata del gradimento di Washington e Mosca nei confronti di un pronunciamento papale, Giovanni XXIII si rivolse ai governanti, invitandoli a continuare, lo cito, a trattare, perché questa attitudine leale e aperta è una grande testimonianza per la coscienza di ognuno e davanti alla storia. Promuovere, favorire, accettare i dialoghi a tutti i livelli in ogni tempo è una regola di saggezza e di prudenza. Giovanni XXIII. Un'impostazione moralista o ideologica non aiuta a individuare un percorso che possa portare alla fine della guerra. Per fare la pace bisogna trattare con chi fa la guerra. Négocier avec le diable, ha intitolato un bel libro sulla mediazione nei conflitti armati il giornalista francese Pierre Hazan. La logica dell'esclusione, scrive, basata su categorie morali semplicistiche, rende impossibile trovare un'alternativa alla guerra. Se prevalgono preclusioni, è finita la citazione, se prevalgono preclusioni di carattere morale o politico verso una delle parti, per quanto possono essere fondate queste preclusioni, l'unica alternativa è allora arrivare alla resa senza condizioni dell'avversario. Se non si pensa che non si può trattare con l'avversario, qual è l'unica strada? La resa senza condizioni. Così fu nella Seconda Guerra Mondiale. A Casablanca Churchill e Roosevelt decisero che la guerra finiva solamente con la resa incondizionata della Germania nazista. Altrimenti occorre costruire ponti e tenerli aperti. E faccio presente che un'ipotesi di questo genere non è più percorribile laddove c'è una potenza nucleare che fa la guerra, quella della resa senza condizioni. Occorre costruire ponti e tenerli aperti per il dialogo. Leone XIV, nel suo messaggio per la giornata mondiale della pace, ha ricordato che Sant'Agostino raccomandava di non distruggere i ponti e di non insistere col registro del rimprovero, preferendo la via dell'ascolto e, per quanto possibile, dell'incontro con le ragioni altrui. Nell'attuale stagione della politica internazionale sembrano prevalere accuse e condanne, con la conseguente chiusura dei canali di comunicazione, compresi quelli diplomatici. Sempre Leone XIV ha ricordato altre parole di Sant'Agostino: chi ama veramente la pace ama anche i nemici della pace. La scelta quindi è di non considerare mai nessun interlocutore delle relazioni internazionali come irrimediabilmente perduto, né di accettare l'isolamento di qualsiasi Stato, qualunque sia la sua politica. In questi anni di guerra in Ucraina, la diplomazia umanitaria, che genera fiducia in entrambe le parti, si è rivelata come una via importante per aprire porte, stabilire contatti, mantenere aperti i canali. A percorrere la via della diplomazia umanitaria sono stati la Turchia e i paesi del Golfo. Noto che nessun paese europeo ha provato a percorrere questa strada, e la Santa Sede. Mi soffermo su quest'ultimo caso. Nel più ampio contesto dell'impegno per la pace che ha caratterizzato l'intero suo pontificato, Papa Francesco ha mostrato grande e partecipa attenzione all'Ucraina fin dal 2014. Bergoglio ha improntato la posizione della Santa Sede alla tradizionale linea di imparzialità che il papato ha assunto nelle due guerre mondiali. La vicinanza alle sofferenze provocate dalle guerre non si traduce in una presa di posizione tra le parti. Il Vaticano non si schiera politicamente. Francesco non ha risparmiato critica all'invasione russa,
ma richiamato all'esigenza di una soluzione affidata ai negoziati e non al ricorso delle armi. La sua linea non è stata accolta con favore da vasti settori, compresi quelli cattolici, dell'opinione pubblica ucraina. Risultava difficile comprendere una posizione che cercava di smarcarsi dalla polarizzazione della guerra, mentre si sarebbe auspicato una più chiara posizione della Santa Sede a sostegno della causa ucraina e contro la Russia. Anche il governo ucraino ha avuto inizialmente un atteggiamento diffidente nei confronti dell'azione di Francesco, sospettata di essere influenzata dalla propaganda russa, per poi maturare un ben diverso atteggiamento, attento a coltivare buone relazioni con la Santa Sede, alla quale Kiev non manca di esprimere il suo apprezzamento e la sua riconoscenza per le azioni intraprese dal Vaticano. La tradizionale imparzialità della Santa Sede si è andata trasformando in una imparzialità attiva. Nel maggio 2023 è stato affidato da Papa Francesco al Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinale Matteo Zuppi, l'incarico di condurre una missione che contribuisca ad allentare le tensioni nel conflitto in Ucraina. La missione dell'Arcivescovo di Bologna, con una ricca esperienza di mediazione in negoziati internazionali per la risoluzione di conflitti, si è iscritta quindi nel quadro dell'iniziativa diplomatica della Santa Sede voluta dal Papa ed è stata confermata anche da Leone XIV, la missione del Cardinale Zuppi. Zuppi si è impegnato in particolare su alcuni dossier di carattere umanitario relativi al ritorno di bambini ucraini dalla Russia, allo scambio di prigionieri di guerra e di prigionieri civili. La sua missione è stata accolta sulle prime con scetticismo da alcuni ambienti ecclesiastici e da osservatori della realtà internazionale che hanno ritenuto l'iniziativa vaticana ingenua, se non nociva, per la resistenza ucraina e velata da un alone di ambiguità. In realtà l'impegno del Cardinale ha dato i suoi risultati nel ricongiungimento dei minori con le loro famiglie e nello scambio di prigionieri, tanto da essere stato pubblicamente apprezzato più volte dalle autorità ucraine come anche guardato con favore da quelle russe. La diplomazia umanitaria avviata dal Cardinale Zuppi ha aperto canali di comunicazione in una fase in cui non ce n'erano, generando apprezzamento da entrambe le parti. Si tratta di un capitale di fiducia che nel tempo può offrire opportunità e spazi di dialogo. Nella guerra c'è spazio per il dialogo, per il negoziato, per la diplomazia, per la politica. Anzi, la riduzione della politica alla guerra è un'illusione che conduce sovente a fallimenti. Lo spazio della politica nella guerra è in primo luogo la responsabilità di non restare schiacciati dal presente bellico e di pensare al futuro. Durante la guerra occorre preparare il futuro. C'è bisogno di iniziare a pensare in maniera condivisa con differenti attori il futuro del continente europeo e più complessivamente dell'ordine internazionale globale. Oggi in Ucraina sembra prevalere la logica spietata della guerra. Non è vero che diplomazia e guerra sono incompatibili, che quando sparano i cannoni si chiude ogni possibilità per l'azione diplomatica. In ogni guerra, anche nelle fasi più aspre di combattimento, c'è stato un lavorio diplomatico alla ricerca di soluzioni. Eppure c'è spazio per la diplomazia, anche se non sembra. Consapevolezza realistica è abbandonare la incipiente alternativa o guerra o diplomazia. Concludo. Nel buio dell'Ucraina, e l'Ucraina ha vissuto l'inverno davvero al buio, nel senso più concreto del termine, nel buio dell'Ucraina, impegno umanitario, negoziati, dialogo, sono le luci che possono consentire di scorgere la pace e guardare al futuro con speranza. C'è bisogno dell'umanità in tempi bui, come scriveva Hannah Arendt. In ogni atto di solidarietà si nasconde un'azione per la pace. La solidarietà ha la capacità di ritessere un tessuto umano lacerato, guarisce dalla solitudine, pacifica, ha scritto Andrea Riccardi. Ascoltiamo anche le parole di Don Primo Mazzolari, che ha attraversato le 2 guerre mondiali, maturando una visione di pace, che non era quella sua iniziale, ma è arrivata una visione di pace. Parole che vengono da un suo libro col titolo molto significativo che lui stesso ha pensato,
Il titolo è La carità ha vinto la guerra. E queste le parole di Don Primo. Se il mondo non è crollato, se le guerre di ieri e le nuove che ci minacciano attraverso il disgregarsi dell'uomo e dei popoli non ci hanno di nuovo sommersi nelle barbarie, se la rivoluzione dell'odio è tuttora contenuta, nonostante le ingiustizie palesi e segrete che giustificano gli apostoli della rivolta, se la notte non è ancora scesa sul mondo, se il bene è ancora bene proprio per i più diseredati, nessuno mi impedisce di pensare che il miracolo viene compiuto alla mensa della carità. Fin qui Don Primo. C'è bisogno della luce, che è la carità, la quale si fa speranza e costruzione di pace. In Ucraina ho incontrato questo bisogno, un bisogno acuto di pace che si fa grido anche se a volte silenzioso. È il grido di pace sovente inespresso del nostro tempo, il grido soprattutto di chi della guerra è vittima. È un grido che va ascoltato. Petrarca, nell'Italia dilaniata dalla guerra, in una sua celeberrima canzone, Italia mia, benché il parlar sia indarno, invocava la pace con un verso icastico molto bello. Io vo gridando pace, pace, pace. Papa Leone si è fatto interprete di questo grido, del grido dei tanti popoli soffrenti per la guerra. L'ha detto con vigore al Colosseo, all'incontro di preghiera per la pace nello Spirito d'Assisi, promosso da Sant'Egidio lo scorso ottobre. Lo cito, è Leone che parla. Il mondo ha sete di pace, ha bisogno di una vera e solida epoca di riconciliazione che ponga fine alla prevaricazione. Basta guerre con i loro dolorosi cumuli di morte, distruzioni, esuli, e poi con maggior forza non possiamo accettare che ci si abitui alla guerra come compagna abituale della storia umana. Basta, è il grido dei poveri, è il grido della terra, basta. Non possiamo rassegnarci alla guerra e alla violenza, non possiamo rassegnarci al nostro senso di impotenza e di irrilevanza, che non di rado si traduce in indifferenza. Non siamo irrilevanti. Non dobbiamo mai smettere di invocare, sollecitare, scongiurare e pregare in ogni modo, in ogni forma, la pace, pace, pace. Conclude con queste parole un bel libro su donne e uomini contro la guerra del Medioevo, di recente pubblicazione, Ermanno Orlando. Aggiungo che non dobbiamo mai smettere di osare, sperare, costruire la pace. Ognuno può fare la differenza. La guerra non è un destino inesorabile. Come diceva Don Pino Puglisi, se ognuno fa qualcosa si può fare molto. Una giovane, Vladislava, che ha perso tutta la sua vita precedente nella sua città rasa del suolo, nel Donbass, adesso riceve, ascolta, aiuta altri sfollati a Kiev. Vladislava spiega bene questo concetto. Lo cito: cerchiamo di farci vicini alle persone che hanno bisogno, dando loro gli stessi sentimenti di vicinanza, di amicizia e di sostegno che ho ricevuto io, in modo che non si sentano soli. Questa è la pace. Credo ci sia un compito particolare per i cristiani, perché resistere alla violenza, alla guerra, all'odio, come ha scritto Andrea Riccardi, si radica nel profondo dell'identità del cristiano, nell'imitazione del Signore pacifico, mite e umile di cuore. Per questo i discepoli sono operatori e comunicatori di pace. La pace, a partire da loro, si irradia attraverso le fessure della nostra umanità. Questo ho visto in Ucraina. Donne e uomini, cristiani, che a mani nude sperano e osano la pace, costruendola a pezzi ogni giorno. Grazie. Grazie al professor Adriano Roccucci per averci aiutato a guardare ad alcune vie e luci di pace
per custodire l'umano, questo buio che la guerra provoca e continua a provocare, ascoltando il grido di chi la subisce, la guerra, del bisogno di pace che c'è. Lasciamo che le sue parole, lasciamo che i messaggi che il professor Roccucci ci ha dato, ci ha trasmesso, ci ha fatto ascoltare, risuonino dentro di noi. Lo facciamo accompagnati da variazioni su Herzlich tut mich verlangen, corale a noi noto col titolo di O capo insanguinato di Denis Bedard, eseguito dal maestro Riccardo Cossi. Il mio cuore desidera ardentemente una pace beata, perché qui sono circondato da tribolazione e miseria. Desidero partire da questo mondo malvagio. Anelo alle gioie eterne. Vieni, o Gesù.
partire dalle vittime, dai loro occhi, dal vissuto drammatico umano della guerra, di chi la subisce, dalla parte delle vittime. Noi crediamo in un Dio che si è messo dalla parte delle vittime. Ricordava Papa Benedetto XVI nella messa di inizio pontificato, nell'aprile del 2005, in quella bellissima omelia, che la storia è salvata dai crocifissi e non dai crocifissori. Grazie, professor Roccucci, per averci dato anche delle chiavi di lettura per come rispondere a questa situazione drammatica, dolorosissima, di disumanità, di mutilazione dell'umanità, che è la guerra, che lascia sempre tutto peggiore di come l'ha trovato. Possiamo rispondere con la chiave dell'impegno umanitario, una necessità ineludibile per salvaguardare l'humanum devastato dalla guerra. Siamo chiamati proprio a ricostruire questa umanità, perché ogni conflitto disumanizza chi lo combatte. Ed è vero che tutto può anche cambiare dal riconoscimento che quel soldato di 19 anni, citato da Enric Maria Remarque, riconosce, scopre l'umanità del nemico, come la scoperta di quella donna sfollata, ucraina, che l'odio e la sete di vendetta prende la parte migliore di noi. Riconoscere quanto l'odio possa distruggere, consumare l'umanità che è in noi, avvelenare, come dice Eti Hillesum, e rendere il mondo inospitale, fa sì che si possano percorrere altre vie. Il mio nemico è la guerra. Il perdono è difficile darlo e avverrà dopo la guerra, come una benedizione di Dio. Queste vie indicate da questa donna ucraina, prese dalla testimonianza diretta, di cui ci è dato tanta e diretta testimonianza, perché solo a partire da ciò che vive chi attraversa il dramma della guerra possiamo trovare le chiavi di lettura, di attraversamento e anche di uscita da questa terribile realtà. Grazie per averci aiutato anche a fare un discernimento su quelle logiche di semplificazione, di narrazione bellicistica che si ammanta di realismo e che oggi rischia di andare molto di moda, abilitando o riabilitando addirittura la guerra anche a livello di pensiero. Ecco, la semplificazione che salta il passaggio della complessità non è mai una grande consigliera, anzi aiuta a incrementare la logica del nemico da identificare, da distruggere, da eliminare, contrapposto a quel noi che siamo dall'altra parte. Quale mondo vogliamo per le generazioni che vengono? Grazie per averci aiutato a tener vive le tensioni spirituali di ribellione alla guerra, come quella del pregare per la pace, ascoltando la testimonianza di Giorgio La Pira, della forza storica della preghiera, iniziando a costruire la pace in maniera molto concreta, con una fiducia da ricostruire, un lavoro faticoso da fare, aprendo e tenendo aperti i canali di comunicazione. E poi la citazione di Primo Mazzolari, quasi un regalo anche al Vescovo Enrico, che conosce e ama e ce lo fa conoscere e amare Primo Mazzolari da Cremona: la carità ha vinto la guerra e può continuare a vincerla. Se il mondo non è crollato, se la notte non è ancora scesa, ciò si è compiuto alla mensa della carità. Grazie per averci aiutato a alimentare questa mensa della carità, e ricordo che se è vero che la cattedra di San Giusto di quest'anno si conclude con questo incontro di questa sera, ecco, non si conclude il lavoro per la pace che vogliamo portare avanti anche nella nostra diocesi di Trieste, che, rispondendo all'invito di Papa Leone XIV ai vescovi, vuole diventare una casa, una comunità, una scuola di pace dove si impara a disinnescare l'odio e l'ostilità con il dialogo, tessendo rapporti di pace.
cominciato a prendere corpo qui a Trieste, questa scuola e casa di pace che è in elaborazione, si sta pian pianino organizzando con delle iniziative che assieme a questa della Cattedra di San Giusto proseguono, e mi permetto di indicarne solo due. Della consulta delle aggregazioni laicali. Ci saranno due momenti di piazze della pace, una il 17 aprile alle ore 17 per ragazzi e famiglie in piazza Perugino alla presenza del Vescovo Enrico e dell'imam della comunità islamica di Trieste. Perugino, piazza di pace. Tutti sappiamo quanto è ferita dalla violenza questa piazza, che è scenario di scontri violentissimi tra giovani, giovanissimi, che si feriscono, si accoltellano e si fanno del male. Questo flash mob del 17 aprile si chiama Giovani insieme in un flash mob di pace, portato avanti da molte parrocchie, da diverse associazioni e anche dalla Scuola della Pace della comunità di Sant'Egidio. Un'altra scuola della pace ci sarà nella parrocchia di Muggia nei giorni vicino alla festa patronale dei Santi Giovanni e Paolo, il 23 giugno e il 27 giugno, per la prima volta una piazza della pace a Muggia, Voci di Pace. Ecco, verrà data comunicazione di queste iniziative anche più avanti, ma siamo certi che la pace, il lavoro per la pace parte, continua e si alimenta nelle relazioni tra di noi, che attingiamo alla relazione con il Dio della pace, da cui adesso chiederemo anche la benedizione da parte del Vescovo Enrico. Colgo l'occasione per ringraziare ancora il professor Adriano Roccucci per averci aiutato ad osare la pace e averci indicato anche delle vie concrete. Ringraziamo Don Marino Trevisini, il vicario generale e il parroco della cattedrale, che ci ha dato ospitalità in questa edizione della cattedra, come sempre, per la cattedra di San Giusto. Grazie Don Marino per la disponibilità. Grazie alla Cappella Civica di Trieste con il maestro Riccardo Cossi all'organo, che ha accompagnato assieme al maestro Roberto Brisotto queste serate. Un grazie ai telespettatori e telespettatrici che ci hanno seguito su Tele4 e a Tele4 per aver reso possibile anche la comunicazione di questi incontri. E la registrazione della cattedra di San Giusto sarà visibile in TV su Tele4 domenica 29 marzo alle 17:30 e successivamente anche sul canale YouTube della Diocesi di Trieste. Un grazie veramente di cuore grande a tutta la Commissione Scuola, Educazione e Università della nostra Diocesi di Trieste, che ha pensato, organizzato e preparato questa edizione della Cattedra di San Giusto. E grazie a Don Sergio che ha coordinato questo e ci ha portato veramente a pensare e riflettere su tutte queste dimensioni. Certo, avremmo potuto essere anche un pochino di più, però questo vuol dire che siamo chiamati noi ad essere lievito, luce, sale, fermento, perché quello che abbiamo ascoltato in queste serate davvero ci ha arricchito molto, ci ha illuminato e ci spinge a non lasciarci omologare a una ideologia di violenza, di semplificazioni, di guerre che purtroppo sta dilagando. Abbiamo una missione grande che passa anche attraverso ciascuno di noi. Ed è per questo che invochiamo su noi, sulla nostra Chiesa, sul mondo intero, la benedizione del Signore. Torneremo anche con altre iniziative, anche con altri testimoni da altre parti del mondo,
certamente non mancheranno anche presenze belle che ci aiuteranno ad avere un cuore grande, come quello che ci chiede il Signore. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E su tutti voi e su tutta l'umanità scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona serata a tutti.